È entrato in vigore il nuovo sistema di bigliettazione della compagnia La Marca. Movimarca, questo è il nome della card elettronica che sostituisce il vecchio abbonamento, è una vera rivoluzione. Abbiamo incontrato il presidente della società, Mario Piovesan. Partiamo con una tecnologia nuova, una tecnologia che dovrà essere collaudata a livello regionale in modo che un cliente qualsiasi possa viaggiare su tutti i mezzi di trasporto con un unico biglietto. Abbiamo allora chiesto al direttore Darolt delucidazioni sul funzionamento di questa nuova tessera. Apparentemente è una normale carta di plastica, ma contiene al suo interno un dispositivo, un microchip intelligente dove sono contenuti tutti i dati dei nostri clienti. I vecchi biglietti invece, i biglietti cartacei, continueranno a rimanere in vigore perché il sistema prevede diverse fasi di attuazione. Al momento infatti il sistema entra in vigore per gli abbonati che rappresentano circa l'80% dell'utenza per poi estendersi in futuro a tutti i viaggiatori. Si tratta di un grosso sforzo organizzativo ed economico. È un investimento molto importante, sono circa 2,5 milioni di euro che noi abbiamo messo sul piatto con un piccolo contributo da parte anche della Regione e porterà tutti i nostri clienti a parità del resto del Nord Italia. Con il nuovo sistema l'azienda potrà monitorare i flussi di viaggio, incrementando così i servizi e migliorando il rapporto con l'utente finale. Tra le varie operazioni in essere, la marca sta investendo molto anche sull'informazione. Sono già partite infatti le lettere destinate a tutti gli abbonati. Ci siamo anche avvalsi di spot televisivi, di spot radiofonici che continueranno in queste settimane ad essere ripetuti. E poi abbiamo strutturato una informazione molto capillare nel nostro sito, nel sito di La Marca, oltre a fare un'informazione cartacea che è disponibile presso tutte le nostre biglietterie nel momento in cui il potenziale cliente si reca per dotarsi dell'abbonamento o per rinnovare il precedente. E poi anche un'informazione sempre cartacea che è presente su tutti i nostri autobus. Scena 2, terza. Il progetto di Movimarca è solo l'ultima delle novità messe in campo dalla società che sta investendo anche sulla qualità della vita. In totale noi abbiamo in servizio 235 mezzi, dei quali 50 arrivati negli ultimi 2 anni, con un impegno di spesa importante da parte della nostra azienda. Sono stati circa 12,5 milioni di euro che noi abbiamo pagato cash, con i soldi nostri, senza nessun contributo da parte della Regione. I 50 nuovi mezzi sono Euro 5, ovvero bus ecologici, e per quelli vecchi dismessi è attivo un progetto solidale. Con la provincia di Treviso e la Regione Veneto abbiamo istituito un progetto con delle associazioni umanitarie del nostro territorio e portiamo questi autobus in Africa. Movimarca, con un piccolo gesto sei un grande. Rientriamo in questo studio ideale dedicato al mercato dell'ortofrutta nel Veneto, ma non solo. Siamo ancora a San Paolo di Piave in sede dell'Apo VF e reincontriamo Lino Rossi. Allora, Presidente, il posto di Giampaolo è stato preso forse dall'unica persona che poteva farlo, ovvero dal fratello Domenico Dalbò, l'ingegnere Dalbò, abituato a essere uomo di mercato, di economia, che vi sta portando avanti il progetto. Dopo la morte e la scomparsa di Paolo c'era un po' di imbarazzo, un po' di inquietudine all'interno del Consiglio di amministrazione, perché tutti premevano e tutti volevano in fretta fare le cose, no? Noi ci siamo impegnati, io anche col Presidente Balzan dell'Apo Marca Trevisana, per fare un discorso con tutto il personale, rendere responsabile il personale per prendere in mano la situazione del sistema. Allora è venuto fuori questo il nome di fratello, perché lui ha un'esperienza nel mondo industriale, no? Però il mondo industriale è un discorso, il mondo agricolo è un altro, qui si deve creare, portare avanti e far capire ai nostri soci che il prodotto per fare la commercializzazione fatta bene deve essere un prodotto ogni anno fatto bene e prodotto bene. Voi avete immediatamente deciso anche di investire per, come dicevamo poc'anzi, essere all'avanguardia e convincere ovviamente anche la grande distribuzione che Apo VF è la qualità e l'eccellenza. Dopo 30 anni l'Apo VF abbiamo costruito un impero, si può dire, no? E qui adesso per gestirlo ci deve essere capacità, le strategie di vedere avanti, no? Allora vedere avanti attraverso adesso l'ingegnere Domenico Dalbò
lui con il suo stratagemma, si può dire, e con anche l'ok del Consiglio di amministrazione, per fare questo discorso di mercato, di commercializzazione con i supermercati, catene di supermercati, con i paesi per esempio che abbiamo iniziato a fare del prodotto con la Russia, con i paesi africani si può dire, no? In parte, e abbiamo aperto delle porte così di commercializzazione del settore. Bene, allora io ringrazio Lino Rossi, il presidente di ApoVF, noi ci fermiamo qui e tra poco incontreremo allora anche Domenico Dalbò di ritorno da Mosca, dove con ApoVF è andato a presentare i propri prodotti alla Food World, una delle più grandi kermesse ortofrutticole mondiali. A tra poco. Galan, l'anticipo dei premi PAC sia un buon auspicio per la nuova annata agraria. Approvata in Senato la norma sui programmi comunitari pesca e agricoltura. 3 ottobre la Biodomenica sbarca in città. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Esprimo grande soddisfazione per il risultato conseguito oggi, che consentirà agli agricoltori di avere quanto prima una disponibilità economica certa per coprire le spese già sostenute e per affrontare gli investimenti per la nuova annata agraria. Così il ministro Giancarlo Galan ha commentato l'accoglimento da parte della Commissione europea della richiesta avanzata dall'Italia di versare gli anticipi del regime di pagamento unico previsto dalla PAC prima del 1 dicembre 2010. In tal modo sarà possibile, a partire dal prossimo 16 ottobre, erogare ai circa 1,3 milioni di agricoltori che hanno presentato la domanda di aiuto fino al 50% degli importi dei pagamenti diretti disaccoppiati, impegnando circa 1,9 miliardi di euro. È stata approvata in Senato la norma che risolve il problema della non rimborsabilità dell'IVA all'interno di alcuni programmi nazionali finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e dal Fondo Europeo per la Pesca. La norma, sottolinea il ministro Giancarlo Galan, è frutto di un nostro preciso impegno a fronte di annose e pressanti richieste dalle parti sociali. Finalmente è stata chiusa una vicenda che favorirà l'accelerazione della spesa dei programmi nazionali finanziati con i fondi comunitari, attraverso i quali si fornisce assistenza tecnica alle regioni. Per questo successo, ha concluso Galan, desidero dare atto ai senatori veneti, in particolare alla senatrice Cinzia Bonfrisco e al presidente Paolo Scarpa Bonazza Buora, nonché alle forze responsabili dell'opposizione. 100 piazze in Italia, 5 continenti nel mondo mobilitati per promuovere il consumo di prodotti biologici sicuri e di qualità. Prodotti legati al territorio, alle sue tradizioni, alla propria cultura. Un appuntamento targato AIAB, Coldiretti e Legambiente. Insieme il 3 ottobre 2010 per l'11ª edizione di Biodomenica. La Biodomenica ha l'obiettivo di favorire l'incontro tra il mondo agricolo e i cittadini per creare con loro un movimento di opinioni in grado di orientare il mercato e le istituzioni. Le iniziative si svolgeranno nelle piazze delle maggiori città italiane, dove si potranno degustare le migliori produzioni biologiche, incontrare i produttori per ricevere informazioni sulle tecniche di produzione e sulle caratteristiche degli alimenti biologici. Oggi il biologico si pone come una grande opportunità, partendo dal locale per rispondere a livello globale alla grande crisi climatica, alimentare ed economico-sociale. Il biologico si propone infatti come un modello in grado di fornire le migliori risposte valorizzando il sapere locale, la biodiversità e il risparmio energetico. Il tutto concependo una distribuzione che ha come priorità il mercato interno ed il rapporto diretto fra produttore e cittadino consumatore.